Si è svolta ieri sera l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Agrigento per l'anno 2022, presieduto dal presidente Giovanni Civiltà. 15 consiglieri presenti, tanti gli assenti, tra cui alcuni per motivi di salute dovuti al Covid-19. Un consiglio che prevedeva diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali il più importante, l'approvazione del bilancio preventivo 2022-2024, senza il quale si sarebbe andato allo scioglimento del Consiglio Comunale stesso. Durante la seduta ci sono stati anche momenti di tensione in aula, con alcuni consiglieri che sono usciti dalla sala circa la ratifica della delibera avente per oggetto una operazione di bilancio per la gestione provvisoria 2022 per l'utilizzo di economie e ristori di spese di sussidi alimentari di oltre 250.000 euro. Il Consiglio è poi ripreso. È certo che in aula si respira un'aria pesante al suo interno, con varie fibrillazioni politiche dovute anche alla nomina di nuovi assessori che dovrebbero sostituire gli uscenti Picarella e Lala, e con i consiglieri che appoggerebbero la maggioranza e che provengono dall'opposizione. Intanto, in una nota, il consigliere Ilaria Settembrino esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto dall'amministrazione attiva e ai colleghi consiglieri comunali per l'approvazione degli strumenti finanziari necessari alla sopravvivenza dell'ente. Infatti sono stati approvati il consuntivo 2020 e 2021, il bilancio di previsione 2022 e finalmente, afferma la Settembrino, dal 1 gennaio 2023 sarà possibile utilizzare quelle somme che erano bloccate a causa della mancata approvazione degli strumenti finanziari. Così possono arrivare i finanziamenti nazionali che europei. Parliamo di questa seduta del Consiglio Comunale sofferta. Se non si vota il bilancio preventivo 2021 si va tutti a casa. Dico, non è tanto questo il problema, perché anche questa norma è un po' controversa, diciamo, mentre prima era più puntuale rispetto alla sanzione, dico adesso ci sono a quanto pare delle novità, ma il problema è che se non si vota il bilancio salta tutto, nel senso che molto probabilmente si va al dissesto finanziario, perché è indispensabile riuscire ad avere gli strumenti finanziari approvati e in modo tale da poter fare una programmazione, sbloccare i fondi nazionali e regionali e quindi poter cercare di andare avanti. Ed sarebbe, diciamo, un dramma, perché il Comune di Agrigento in effetti non ha questa grande criticità finanziaria. Noi abbiamo tutta una serie di elementi che fanno pensare che il Comune non stia malissimo dal punto di vista finanziario. Pensate soltanto che abbiamo, mi pare, 21 milioni di euro di liquidità di cassa. Abbiamo tutta una serie di prospettive di incasso che decine e decine di milioni di euro, se si riesce a organizzare, diciamo, la riscossione dei tributi non pagati. C'è da lavorare e per lavorare occorre che ci siano gli strumenti finanziari, diciamo, operativi. È una seduta importante questa di questa sera. Se non si approva il consuntivo 2021, tutti a casa. Il consuntivo è stato approvato già, quello del 2021. Noi, il bilancio, diciamo, di previsione del 2022, quello che dovrebbe essere approvato. Una situazione un po' particolare che non è soltanto, che si trova soltanto qui in Agrigento, ma anche in diversi comuni laddove ci sono dei problemi, inutile nasconderlo, finanziari, quindi questo comporta logicamente, purtroppo, che viene approvato, verrà approvato, speriamo, entro stasera e domani. Certamente un bilancio di previsione dovrebbe essere fatto all'inizio dell'anno, ma la burocrazia e le varie situazioni economiche in diversi comuni, come dicevo poc'anzi, non lo consentono. Ma non dovrebbe essere la regola, perché sarebbe praticamente una diminuzione delle funzioni del Consiglio Comunale, che è quella anche della proposta, e sarebbe, diciamo, antidemocratico, perché si svilirebbe, diciamo, una discussione proprio sullo strumento fondamentale. Se noi altri togliamo al Consiglio Comunale questa funzione, a che serve il Consiglio Comunale? C'è un problema politico?
Ma perché io, per quanto sia stata la votazione dell'altro giorno, non mi pare che ci possa essere, ci sia un problema politico. C'è un dovuto problema intervenire l'opposizione? Sì, ma l'opposizione, l'opposizione non è opposizione al Consiglio Comunale, opposizione a uno strumento, ma il consigliere comunale di opposizione deve pure partecipare, altrimenti che funzione ha? Quello di fare cadere un consiglio, è bene allora non presentarsi. Come mai ancora non è iniziato? Stiamo vedendo che si pensa che ci saranno tanti suoi colleghi assenti, come mai? C'è un problema evidentemente, un problema, no? Fuori di dubbio, c'è un problema Covid, un problema di influenza stagionale che determina, ci può essere anche qualche malumore e in tutte le famiglie c'è sempre qualche malumore. In che senso? Ma malumore sono periodi un po' anche particolari di risistemazione della politica sia a livello regionale che a livello nazionale e quindi ogni consigliere comunale, essendo espressione politica, si adegua a questa andata. Ci sono anche dei posti vuoti di assessore, forse è questa la dama di scambio? Ma potrebbe, no, di scambio no, ma che qualcuno possa aspirare fuori di dubbio, è legittimo. È naturale che uno possa aspirare a fare il consigliere. Si parla che lei possa diventare futuro assessore? Ma guarda, è una notizia un pochettino poco fondata, che non mi interessa più di tanto. Io sono un semplice consigliere comunale, tale voglio restare e tale continuerò per cercare di poter con gli altri fare qualcosa per la nostra Agrigento.